Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici, ben ritrovati, buongiorno, buon giovedì, questo è l'oroscopo insieme a Radio.0, io sono Maria, sempre pronta ad accompagnarvi nelle novità del giorno. Oggi 15 dicembre, siamo arrivati a questa metà del mese, a queste ultime giornate anche del 2022, quindi siamo pronti con la solita energia ad andare un po' a capire come andrà, cosa ci aspetta dalle prossime ore. Partiamo subito con i nostri 12 segni. Ariete, voi invece di parlare troppo andate oggi dritti al sodo, il vostro pubblico non si annoierà così ed eviterete che l'attenzione si disperda inutilmente. Coordinate sforzi fisici e mentali, in più le vostre energie aumenteranno e potrete fare molte più cose, che in questo periodo serve parecchio. Toro, una ventata di romanticismo, amici, colora la vostra serata. Il trigono lunare con Urano vi spinge dritti verso le braccia del vostro amato bene. Non frenate invece troppo la vostra ambizione perché in questo periodo potete puntare già un po' più in alto. Giocate bene le vostre carte. Gemelli, alcune lungaggini burocratiche vi fanno innervosire e parecchio. Siete sotto il tiro della quadratura della Luna con Marte, ricordiamolo, quindi questo vi rende un po' più impazienti. Non giocate invece troppi spiccioli, perché rischiate di buttare via qualcosa che messo da parte potrebbe crescere, quindi attenzione. Amici del Cancro, siete disposti a venire incontro alle molte richieste fatte da tutti quelli che vi circondano. Tuttavia da soli non potete veramente accontentare tutto quello che vi chiedono. Vi conviene quindi porre un freno all'entusiasmo e prendere le cose un po' più con calma. Non è facile capire quale strada prendere al bivio, in tutti i sensi, questo lo diciamo, quindi provate a chiedere informazioni magari a un passante. Per i nostri leoni oggi non è tempo di allarmarsi per una voce di corridoio. Voi volete vederci chiaro come al solito, ma contemplate solo cose belle se volete portare armonia nella vostra vita. Il resto lasciatelo agli altri. I pettegolezzi ad esempio lasciateli fuori dalla vostra cerchia. Allontanatevi dalla compagnia delle persone in più che vi tolgono solo energia. Già non ne avete molta per voi, quindi non disperdetela inutilmente. Vergine, la luna si allea in questo giovedì con Mercurio e con Urano, ma bisticcia dall'altra parte con Marte, quindi alti e bassi. Non gettate voi benzina sul fuoco se gli animi sono già belli incandescenti, quindi non aggraviamo la situazione. Abilità mentali invece le vostre da utilizzare per evitare delle perdite. Farete tornare i conti in un modo o nell'altro, sta a voi capire come. Bilancia, eccoci da voi. Non abbiate paura di accettare le conseguenze, amici, di un errore o di una scelta che avete fatto. Se l'avete fatta con il cuore, potete aspettarvi solo qualcosa di buono. L'importante è avere un po' di pazienza. Avete già pensato invece a quanti e quali regali fare per Natale ormai alle porte? Vi diamo questo consiglio. Non arrivate all'ultimo minuto come fate di solito. Cercate di anticipare un po'. Per i nostri scorpioni invece oggi ad accompagnare questa giornata c'è la luna nella diligente Vergine che vi sprona a darvi da fare senza mai battere la fiacca. Siete sul pezzo. Eliminate la parola pigrizia in più dal vostro vocabolario, secondo me c'è già qualcuno che l'ha fatto. Non potete affrontare invece la scalata di una montagna tutta in un colpo solo, questo dovete tenerlo a mente. Procedete un passo alla volta. Sagittario, avete scoperto che c'è qualcosa negli addobbi natalizi che non funziona più, ad esempio le lucine. A voi dispiace buttarle, vi secca, anche se probabilmente non potrete fare a meno di ricomprarle così per alimentare il clima delle feste. La dissonanza lunare invece non vi aiuta ad essere concreti oggi. Nella teoria andate alla grande, ma nella pratica vi perdete un po'. Capricorno, voi sfoderate invece il grande fascino magnetico che vi dona oggi il trigono lunare con Mercurio. Potete usarlo per fare colpo sulla persona che vi piace, ad esempio per i nostri amici single. Più che seguire certe regole, certe abitudini, voi preferite crearne di nuove, più adatte al momento. Siete voi a lanciare il trend. Meglio evitare invece, amici dell'Acquario, il riposino pomeridiano oggi, proprio il tempo scorre velocissimo. Se durante la notte però avete dormito un po' poco, potete concedervi un break di qualche minuto per poi riprendere alla grande. Attenti invece alla dose di caffè che assumete, meglio limitarla. Oggi il traguardo vi sembra un po' più lontano, come avete potuto capire, ma è solo lo stato d'animo a farlo apparire tale. In realtà siete più vicini di quanto potete pensare. Chiudiamo ancora con i nostri pesci, amici. A causa della luna in Vergine non riuscite a seguire sempre una logica precisa in quello che fate, andando un po' a naso però perdete veramente tanto tempo, quindi cercate di organizzarvi un po' di più. Se vi capita a tiro una persona presuntuosa, non trattatela male, piuttosto lasciatela in disparte. In fondo è molto peggio per lei, davvero. E si chiude qui così il nostro oroscopo del giorno con le novità. Noi ritorniamo domani per un'altra giornata insieme. Intanto a tutti un buon giovedì, amici, e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0